Ecco Toni, tu hai corso, prima mi dicevi, col grandissimo campione Saronni, eri in squadra con Saronni, ma hai conosciuto veramente tutti i grandi del mondo del ciclismo, compreso Francesco Moser. Io ero più per Moser piuttosto che per Saronni, ma devo ammettere che anche il grande Saronni, insomma, ha vinto davvero tantissime corse, è stato un grande campione anche con la maglia azzurra. È una storia lunga da raccontare, in un'intervista non ci staremo dentro. Giuseppe Saronni era lo spauracchio dell'Alto Milanese, perché lui, avendo un anno in più, quando si andava alle corse si correva per arrivare secondi, quindi lui passò professionista. Io continuai a gareggiare, avevo già in mano una proposta di passaggio con la Chic, e poi un grave incidente mi ha tolto dalle strade perché andai in coma, quindi la mia storia è molto lunga da raccontare. Però diciamo, negli anni da dilettante abbiamo fatto le 6 giorni di Milano, e il progetto della mia squadra nasce proprio da un'idea di Riccardo Magrini, che è un commentatore televisivo di Eurosport, che mi disse: andiamo a trovare Francesco su in Trentino. Andammo a casa di Francesco e, parlando ad un pranzo di lavoro, mi disse: Toni, se hai una grande capacità, una grande passione, fai questa grande squadra di ciclismo Continental. E da lì è nata l'idea di fare la Continental, quindi è un'idea anche lanciata da Francesco Moser. Poi Riccardo Magrini, che è il mio grande team manager della squadra, con grandi nottate di duro lavoro abbiamo messo giù questo bellissimo progetto. Non vi sto ad elencare i nomi, ma dentro con noi c'è il grande Zanatta, direttore sportivo, Scirea, Magrini, abbiamo i meccanici Carube, Scarselli, il dottor Corsetti, il massaggiatore Cecchi della nazionale. Gli atleti non li posso citare perché sono ancora sotto contratto con altre società, ma abbiamo fatto un'equipe italiana. Ho corso, ho conosciuto Marco Pantani, non ci ho corso assieme, ma Riccardo Magrini, essendo stato il suo direttore sportivo, diciamo che l'amicizia al di fuori delle gare a noi ciclisti ci lega tutti quanti, perché c'è un grande rispetto. Difatti ogni anno facciamo le rimpatriate, e adesso il 10 novembre c'è la famosa rimpatriata degli ex ciclisti, che la faremo a Vigevano, dove siamo partiti una ventina, adesso siamo quasi 200. E quindi il ciclismo al di fuori della gara sportiva è una famiglia, ci vogliamo tutti bene, ci conosciamo tutti, e non c'è il campione, il mondiale o chi non ha vinto. Dal gregario al campionissimo siamo tutti uguali, ci rispettiamo tutti, ed è per questo che la mancanza di Pantani, del grande Marco, ha toccato tutti noi ciclisti, e ne soffriamo ancora tutt'oggi.